Si chiamava Gheorghe Alexandru Ciobanu, amante della disciplina acrobatica parkour. È il ventenne di Pergine, il cui corpo senza vita è stato trovato questa mattina sul tetto del treno, partito alle 5 del mattino dalla stazione di Trento, alla volta di Primolano, dove è arrivato alle 6:30. Nessuno si è accorto di quel corpo. Solo una volta arrivati alla stazione in comune di Valbrenta, il capotreno, tornando alla motrice, si è accorto di una scarpa che penzolava dal tetto. Era incastrato in qualche Era modo. incastrato. Sì, aveva la caviglia, si era slogato la caviglia, era proprio in una posizione. Una posizione sopra la griglia del radiatore che ha causato sul corpo del giovane delle ustioni che inizialmente avevano fatto pensare ad una folgorazione. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, SUEM, Vigili del Fuoco, Polfer e Polizia di Vicenza. Per il ventenne però non c'era più nulla da fare, l'ipotesi più accreditata è quella di una caduta che gli avrebbe sfondato il cranio. Abbiamo fatto un primo esame sopra il convoglio e dopo un secondo esame giù a terra. Si parla più di una causa accidentale che non... Sembrerebbe di sì, una causa traumatica, causa della morte e di natura verosimilmente accidentale. Una morte che potrebbe essere avvenuta nella tarda serata di ieri, come confermerebbe il rigor mortis già alla stazione di Trento. Possono essere quei giochi che fanno i ragazzi a saltare da un treno all'altro, fermi, natura in sosta perché la cosa era, e con una scivolata. Il parkour, i salti da un ostacolo all'altro, un gioco acrobatico pericoloso di cui il ventenne non era nuovo, anche proprio con i salti da un treno all'altro. A confermare che forse stava facendo questo quando si è compiuta la tragedia, anche il suo abbigliamento, una tuta e le scarpe di ginnastica d'ordinanza. A consentire il rapido riconoscimento dell'identità anche la segnalazione a Pergine da parte dei genitori del mancato rientro a casa e alcuni tatuaggi che aveva sul corpo. Da capire la dinamica dell'incidente e se c'era qualcuno con lui che può aver tentato di dargli soccorso, che invece se n'è andato, magari preso dal panico. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo la tratta ferroviaria in stazione a Trento.